che la fonte autorevole va nella direzione che tanto sperata. Abbiamo lavorato tanto, il progetto del Veneto lo si sa, è il progetto originario ed è il primo ad essere stato concluso. Il fatto che ci sia finalmente questo passaggio in Consiglio dei Ministri ci permette di dire che dopo l'approvazione della famosa intesa, che non è altro che la bozza di contratto tra la Regione del Veneto e il governo italiano, l'autonomia dovrebbe avere inizio concreto. Stiamo parlando sempre comunque di 23 materie come previsto. Un giro di lancette e l'autonomia del Veneto potrebbe finire nero su bianco. Il presidente della regione Luca Zaia, che sul tema ha sempre mantenuto una scaramantica prudenza, ora si sbilancia. Il ministro agli affari regionali e all'autonomia Erika Stefani, contattata da noi al telefono, ammette che sono in corso le ultime limature, ma che è al lavoro proprio sulla proposta da sottoporre al Consiglio dei Ministri. Insomma, ci siamo. Che se si trasferiscono le 23 materie, 9 decimi o giù di lì di tasse che tornano a casa ci sono, perché comunque gestiamo le competenze. E Zaia ora si sbilancia anche sulle tasse. Il primo via libera potrebbe già prevedere la gestione delle competenze. Se così fosse, il Veneto potrebbe arrivare, sempre secondo Zaia, a centrare anche questo obiettivo, un percorso che potrebbe dunque porre fine alle norme transitorie e portare l'Italia verso una nuova forma di federalismo. È un cambio di paradigma, ha affermato Zaia. Si passa da un paese centralista a uno federalista. Si dà così pieno compimento ai dettami dei padri costituenti e della Costituzione repubblicana del 48, che immaginavano un paese autenticamente federalista e non centralista. Voglio ricordare, ha concluso Zaia, che il centralismo è centrifugo, cioè disgrega i paesi. Il federalismo invece è centripeto, cioè li unisce.